Guidava ubriaco con un tasso alcolemico di 1,35, il tunisino che ha provocato un incidente mortale in piazzale Stanga a Padova venerdì notte. Lo straniero ha perso il controllo della sua auto e ha centrato in pieno una moto e un'altra vettura prima di fermare la sua folle corsa. La vittima del drammatico schianto è Stefano Vallin, 64 anni, ex fotografo del quotidiano Il Gazzettino ed ex rugbista del Rugby Cus. Era molto conosciuto a Padova. Persona gentile e stimata, era molto attivo nel volontariato. Qualche anno fa aveva visitato il campo profughi di Idomeni in Grecia. Venerdì sera Vallin era in sella alla sua moto quando alle 23:20 è stato preso in pieno dall'auto del tunisino che pare provenisse dalla zona della fiera. Dopo aver invaso la aiuola della rotonda della Stanga, lo straniero si è schiantato contro la moto di Vallin e un'altra auto che stavano attraversando l'incrocio proprio in quel momento. Sul posto la polizia locale per i rilievi, vigili del fuoco e il SUEM che ha prestato i primi soccorsi al motociclista. L'urto però è stato talmente violento e per il 64enne sbalzato dalla moto non c'è stato nulla da fare. Il tunisino, rimasto illeso, è stato sottoposto all'alcol test, risultato positivo. È stato così arrestato per omicidio stradale aggravato dallo stato d'ebbrezza, ma l'autorità giudiziaria ha disposto la liberazione. La ragazza alla guida dell'altra auto coinvolta nello schianto verrà sentita come testimone dalla polizia locale, che grazie anche alle telecamere della zona sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente mortale. La vittima, Stefano Vallin, era anche un animatore del comitato Portello che radunava un gruppo di residenti che chiedeva decoro e attenzione per lo storico quartiere di Padova. In qualche occasione aveva parlato anche ai nostri microfoni, sempre disponibile e cortese. Lascia la moglie che insieme a lui viveva a pochi metri dal luogo del tragico schianto.